Poco oltre la borgata, lungo il sentiero per il rio Molino, c'è un grande antro con volta d'arco. Là dentro, si narra, furono costrette a dimorare le pagane, assieme alla sua vecchia madre, una donnaccia dall'aspetto terribile. Lanciavano forti grida e maledizione contro tutti, vivi e morti. La gente era terrorizzata, anche perché, dovete sapere, nei dintorni avvenivano fatti spaventosi. Si udivano voci provenire dagli alberi, dai sassi, dai muri, persino dalle chiavi delle porte delle stalle. Al sopraggiungere della prima oscurità, nessuno osava più passare da quelle parti. Un giorno, sovrappensiero, una donna si attardò a mungere le vacche da latte. Terminò le sue faccende e si avviò per il sentiero, passando sotto il grande antro proprio nel momento in cui la luce del giorno scompariva e cedeva il posto alle ombre della notte. Allora si fermò, appoggiò a terra i secchi con il latte appena munto e svelta fece 3 volte il segno della croce, poi mise la mano destra stretta in un pugno nella tasca del grembiule mormorando Signor Rut Benedet, proteggimi, proteggimi me, chi soi une te puare fie. E senza esitare oltre, scappò via di corsa. Una volta al sicuro a casa, si accorse che il latte si era tramutato in acqua scura, marcia e puzzolente. Accadevano tanti altri brutti fatti da quelle parti. La povera gente cercava di difendersi, pregando e invocando il Signore, sperando nella sua benevola protezione. Per anni i parroci lottarono contro le pagane, tentando in ogni modo di calmare l'ira feroce e la cattiveria che avevano in corpo, fino a quando, con grande fatica, riuscirono a farle scappare via dalla forra e dal torrente e a relegarle per sempre in quella loro tana nella roccia. E da allora scomparvero. Ma ancora oggi, se andate a guardare bene dentro a quell'antro, potete riconoscere i loro giacigli e le loro forme impresse nella roccia.